La Chiesa oggi celebra Santa Giovanna di Chantal. Il nome Giovanna ha origine ebraica e significa dono del Signore. Oggi, 12 dicembre, si celebra la Giornata mondiale della copertura sanitaria universale. Istituita dalle Nazioni Unite nel 2012 con l'obiettivo di attivare procedure utili sul tema dell'accesso ai servizi sanitari nelle agende governative degli Stati nazionali, riducendo le lacune nella tutela sociale e le disuguaglianze all'interno di uno stesso paese e tra i paesi, con equità ed accesso alle cure per tutti. Secondo gli ultimi dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, metà della popolazione mondiale non ha ancora accesso ai servizi sanitari essenziali, con milioni di persone che vivono in condizioni di povertà, con difficoltà nel sostenere spese per l'assistenza sanitaria. È il 12 dicembre del 1969, a Milano, nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana, esplode una bomba, provocando 17 morti e 88 feriti. La strage, collegata ad analoghi attentati nello stesso giorno a Roma, è il primo anello di una lunga catena di attacchi terroristici che insanguinano l'Italia negli anni 70. Le stelle visibili a occhio nudo sono state classificate nel II secolo a.C. dall'astronomo greco Ipparco, che le suddivise secondo la luminosità. Un sistema in uso ancora oggi. Sono circa 6.000 in tutto, ma a causa dell'inquinamento luminoso, dalle nostre città se ne vede solo qualche centinaia di quelli che potremmo vedere. Buon venerdì ai 12. Oggi ancora un po' di baruffa nel cielo, la Luna litiga con Saturno e nel contempo tutti i pianeti in Sagittario sembrano essere un pochino più turbati. Mercurio timidamente entra e ritorna nel baldanzoso e positivo Sagittario. Cosa accade? Ariete, per voi Mercurio ridiventa amico, regala un bellissimo trigono che vi porta anche la sensibilità delle onde di Nettuno, ma anche la solidità di Saturno. Per voi oggi inizia una nuova fase della vostra vita. Toro, Mercurio finalmente esce dall'opposizione, quindi sarete di nuovo più sereni, più liberi di parlare, anche se aspetterete il momento giusto. Ancora l'opposizione Mercurio-Urano non è finita. Gemelli, il vostro pianeta cambia sede zodiacale e si pone in opposizione con Urano. Probabilmente dovrete cercare un po' di controllare i dialoghi e di essere un pochino più diplomatici, soprattutto in questioni che riguardano il lavoro o la vita sociale o le confidenze sentimentali. Cancro, la vostra giornata oggi perde l'appoggio di Mercurio, anche se Giove in trigono ancora dialoga con lui, per cui potete finalmente chiudere i discorsi della settimana lavorativa e dedicarvi a un piccolo piacevole viaggio o spostamento. Leone, Mercurio torna a essere amico, per cui di nuovo il dono della parola, della socialità e la voglia di stare bene insieme agli altri. Entusiasti più che mai, voi Leone si state godendo tutte le forze planetarie dal Sagittario a vostra disposizione, parlano di passione e d'amore. Vergine, è una giornata per voi incredibilmente ricca di eventi, proprio perché Saturno e Nettuno si oppongono ed anche i pianeti in Sagittario, ma la vostra luna è talmente forte e determinata che ospitate nei vostri gradi che vi farà comunque mettere a posto tutto e tutti. Bilancia, per voi oggi le baruffe planetarie vi lasciano esenti da una serie di faccende, ma non da Venere. Venere e la Luna non vanno d'accordo oggi, per cui il vostro modo di intendere l'amore e quello del partner probabilmente oggi si scontreranno. Evitate le occasioni sociali e mondane che oggi non sono proprio raccomandate.
Scorpione, Mercurio esce dai vostri gradi lasciando il vostro cielo zodiacale terzo e libero. Ora sarete pronti a vivere la realtà di tutto quello che avete costruito. Inizia la vera parte bella dell'anno e che importa se siamo a dicembre. Sagittario, Mercurio è vostro ospite, incede nei vostri gradi portandovi novità, notizie, curiosità e soprattutto una capacità di parola che media contro i turbolenti eventi che hanno scatenato la Luna, Saturno e Nettuno su Venere, Sole e Marte che ospitate nei vostri gradi. Ancora un po' di calma, poi prenderete voi la parola. Capricorno, per voi è una giornata in cui la Luna sarà disposta a sfidare il mondo e soprattutto anche Saturno. Rimanete fermi nelle vostre convinzioni e non cercate di arretrare poiché sarebbe inutile. Oggi sarete più rocciosi che mai. Acquario, per voi oggi è una giornata abbastanza complessa, proprio perché assisterete a tutta una serie di esigenze che con grande elasticità e velocità soprattutto saprete risolvere in un battito di ciglia. Mercurio è di nuovo amico, quindi non mancherà a voi fare risuonare le parole giuste che placheranno gli animi. La vostra flemma oggi è risolutiva. Pesci, è un cielo un pochino stressante quello di oggi, anche perché Mercurio torna a essere nemico, per cui inizia la quadratura, ma oggi è insopportabile l'umore della Luna che sul vostro Saturno sbatte in maniera un po' violenta. Saturno e Nettuno sono pianeti ospitati, oggi non andate in confusione per nulla. Leggi The Voice e il pensiero corre subito a lui, a quella che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso e a quegli occhi azzurri che hanno ammaliato milioni di spettatori al cinema. Frank Sinatra nasceva il 12 dicembre 1915, è stato un mito in parte italiano visto che il padre era siciliano e la madre originaria della Liguria. I suoi cavalli di battaglia più noti, da Strangers in the Night a My Way, sono ancora oggi tra i più seguiti al mondo. La traduzione di questa espressione inglese può risultare davvero pericolosa. Blow a fuse si traduce infatti con far saltare un fusibile. Direi che non è il caso di affidarci al correttore automatico, ma di italianizzarla con il nostro perdere le staffe. Il pittore Edvard Munch è il matto di oggi. È maestro indiscusso nella rappresentazione della psiche e del dramma individuale sulla tela. Da bambino assiste alla morte della madre per tubercolosi e alla malattia mentale del padre e della sorella. Da giovane vive una turbolenta storia d'amore. In seguito a una furiosa lite, alla donna parte un colpo di pistola che gli fa perdere un dito della mano. Dopo una serie di ricoveri legati anche a problemi di alcolismo, vive appartato, unicamente in compagnia dei suoi dipinti, fino al giorno della sua morte. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vita non si spiega, si vive. Ed è con tanta voglia di vivere, di fare e di imparare che diamo il benvenuto ad un nuovo giorno. Il nostro appuntamento di oggi termina qui, ma ci vediamo domani sempre qui su questi schermi. Buona giornata dalla vostra Martina.